Un'iniziativa fortemente voluta dal CONI e dalla Regione del Veneto, che toccherà tutte le nostre province e grazie anche alla collaborazione dei comuni, degli enti locali e delle delegazioni del CONI provinciali ci permetterà di parlare di sport, di questo meraviglioso movimento sportivo veneto a 360 gradi in un anno così importante come quello in cui il Veneto è regione europea dello sport. Riconosciamo il grande valore educativo, formativo, di crescita culturale dello sport e riconosciamo nello sport un momento di grande aggregazione di tutta la nostra comunità. Celebriamo lo sport insieme ai nostri migliori campioni e siamo certi che anche in attesa di appuntamenti straordinari come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 questo sia il modo migliore per prepararsi e per raccontare l'importanza dello sport per tutta la nostra comunità. È stato detto che in Veneto una persona su 10 pratica sport. Che cosa significa? Significa una vocazione profonda e radicata della popolazione veneta e della cittadinanza veneta rispetto allo sport. Più di un veneto su 10 pratica una disciplina sportiva, oltre il 43% dei veneti svolgono attività sportiva e pratica sportiva. Questo vuol dire una migliore qualità di vita, una migliore relazione dal punto di vista della nostra comunità, grazie al valore del volontariato e dei rapporti di creazione di rapporti di rete che fa lo sport e soprattutto la trasmissione dei valori importantissimi dello sport che sono fondamentali per i nostri giovani e per l'etica di quello che deve essere la vita di ciascuno. State effettuati anche grandi investimenti da parte della Regione. Naturalmente l'anno in cui siamo Regione Europea dello Sport abbiamo svolto un insieme di finanziamenti straordinari sull'impiantistica sportiva, complessivamente circa 27 milioni di euro che sono andati per ammodernare e rendere più sicuro il nostro patrimonio impiantistico così diffuso tra tutte le nostre comunità e anche abbiamo contribuito alle manifestazioni sportive e alla pratica sportiva. Per noi questo ha significato un'iniezione di energia in un movimento che dà un valore positivo a 360 gradi al sistema economico e sociale veneto. Molto importante perché è un momento in cui cercheremo di far vedere a tutte le città, a tutti i cittadini come lavora lo sport di base nel Veneto. In tutte le sedi, le 8 sedi dove faremo le nostre attività, in piazza, portiamo lo sport nelle piazze proprio per dare modo alle nostre società di operare nel tessuto cittadino, con l'obiettivo di illustrare quanto fa la Regione Veneto, in particolare quest'anno che è designata Regione Europea dello Sport, quanto fanno le federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione, quanto fanno soprattutto le società di base per avviare in modo corretto i ragazzi e le ragazze alla pratica sportiva, che è un po' avviarli anche a una sana e corretto stile di vita per sempre. Tutto perché innanzitutto la gente si diverta e poi chissà che non nasca magari qualche campione, visto che in Veneto è terra di campioni. Ma questo è il meccanismo virtuoso dello sport è che la base fa crescere il vertice e il vertice i campioni con la loro immagine e il loro stimolo fanno far venire la voglia, la volontà ai ragazzi di praticare sport, quindi è una catena che si perpetua base-vertice continuamente. Saranno anche importanti testimonial quest'anno. Noi avremo proprio per questo, anche per questo, in tutte le sedi dove faremo questi festival per lo sport del Veneto, abbiamo dei testimonial che vanno da Galtarossa, 5 medaglie olimpiche, ma vanno fino alla Elena Molinarolo, la ragazza del salto con l'asta che sarà reduce dalle Olimpiadi. Abbiamo rappresentanti dello sport paraolimpico, abbiamo grandissimi campioni e campioni in addivenire che saranno da stimolo proprio per i ragazzi per far venire voglia a praticare sport. È stato detto prima edizione, però l'intenzione è quella che non sia l'unica. Ma l'idea è che noi quest'anno facciamo una prova di questo festival perché siamo convinti che mettere attività sportive di promozione della pratica sportiva in settembre sia il calendario ideale, perché è la ripresa delle scuole, la ripresa delle attività, la ripresa e quindi le società sono
molto ben disposte, le famiglie sono ben disposte e le pubbliche amministrazioni hanno disponibilità per sostenere queste manifestazioni di promozione della pratica sportiva in settembre, e siamo convinti, sentito anche l'assessore Corazzari, la Regione che ringrazio, che c'è la volontà di continuare, e noi siamo pronti come CONI regionale e provinciale a dare tutto il nostro appoggio a questa iniziativa perché possa continuare nel tempo.